l'unica che sai quando tu ci fai qualcosa, però che te la ricordi ancora dopo. Lasciate subito 2000 mi piace e scrivetemi qui sotto nei commenti chi vorreste come prossimo ospite. E mi raccomando, iscrivetevi al canale che siamo quasi 40.000. Non ci credere. Ciao, benvenuti e bentornati sul canale Super Allan. Siamo qui oggi con un nuovo video. Come vedete, un ospite nuovissimo sul mio canale, Paghi. Oggi un ospite che non parla di calcio, ma faccio tutt'altro sui social. Una cosa nuova, però ben vengano le cose nuove. E sarà un piacere, comunque è napoletano come noi, comunque segue il Napoli come noi, è tifosissimo, molto seguito su TikTok. Allora, oggi ti ho invitato per un format che, come sai, si chiama Cosa ne pensi di? Già mette un po' di ansietta questo Esatto. titolo. Esatto, perché dovrai dirmi cosa ne pensi delle persone che ti citerò. E all'inizio lo farò in maniera random, quindi andrò tra i tuoi seguiti su Instagram con gli occhi chiusi e poi dopo mi sono preparato alcuni nomi. Io spero che questi nomi, incrocio le dita, sono cose semplici da fare e da dire. Ok, allora ragazzi, prima di cominciare ovviamente lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. E poi ragazzi, un like non costa nulla. Supportate il contenuto. Allora, andiamo su Instagram, signori. Allora, cosa ne pensi di Roberich? Ok, Roberich innanzitutto è fidanzata, quindi la lasciamo in pace, eccetera. Però ti posso dire, l'ho conosciuta da vivo perché abbiamo delle persone con cui lavoriamo in comune e ci siamo conosciuti, venuti qui a Napoli, siamo andati a cena fuori con il nostro gruppo di amici. Bravissima persona, bravissima ragazza, molto simpatica. I contenuti che fa ti piacciono? Sì, ovviamente è una bellissima ragazza, quindi io quello che fa lo apprezzo. Diciamo. Ok, andiamo avanti. Cosa ne pensi di Carmine Guadagno? Carminiella è bella. La mia vita. Ti posso dire che veramente ha un cuore d'oro, simpaticissimo. Anche se ultimamente vedo che lo offendono, cose, mi dà pure un po' fastidio questa cosa. È il mio cuoricino. Carmine, ti mando un bacione e ti amo. Ok, cosa ne pensi di Fuse Gamer? Ah, Mosi. Mo mi hai fatto un bello nome. Fuse Gamer, io lo seguo da parecchio. Cioè io sono proprio fan ai livelli. Poi ovviamente facendo questo mestiere, tra virgolette, tra mille virgolette, perché poi c'è chi lo chiama lavoro, chi non lo chiama lavoro, mi ha portato a conoscerlo, che poi quando fai 2 follower in più poi hai visibilità e ti vedono più persone. E ho conosciuto così, tramite social ci siamo visti, poi l'ho conosciuto, ho avuto questo onore, però devo fare qualche video pure con lui. Ti piacciono i contenuti che fanno lì? Sì, quello è la mia preferenza proprio, li guardo tutti, poi tutto, soprattutto pure con lui, tutto il Napoli YouTube, tutti quanti, una parte del mio cuore. Ok, allora andiamo avanti. Cosa ne pensi di Rebecca Parziale? Becca Parziale l'ho conosciuta a Milano, cioè queste settimane che sto andando mo dai ragazzi del testosterone che saluto. Pure lei è una ragazza molto semplice, simpatica. La devo conoscere meglio ovviamente perché l'ho vista un paio di volte, però bellissima e simpatica. Ok, allora facciamo l'ultimo random. Ok. Facciamo l'ultimo random, poi dopo che è la cosa più semplice, poi la lista che si è preparato lui. Non la conosci? Non la conosco ed è molto, cioè sto proprio in ansia perché non so c'è la mia. Allora, sta tranquillo. Cosa ne pensi di Simone Berlini? Simone Berlini, pure lui conosciuto mo in queste settimane che sono andato a Milano, la stessa cosa di Rebecca, perché mo ultimamente sto andando e non ero mai stato a Milano, andando a Milano poi stanno tutti quanti là, tutti quanti proprio. E l'ho conosciuto là, un ragazzo molto simpatico, poi ovviamente di Napoli, sai, ci troviamo, e niente, molto simpatico, un ragazzo top. E gli mando un bacione anche a lui. I contenuti che fa? I contenuti che fa mi piacciono perché sono simili a quello che sto facendo pure col testosterone. Cioè lui fa tipo i video delle serate, che ne so, va a fare le serate con gli amici, fa i video che beve, sta con le ragazze, divertente, mi piacciono. Ok. Allora io chiuderei questa prima fase, diciamo, random. Sarà più semplice del previsto. Ma infatti sì, perché ti sono capitati i nomi, perché fondamentalmente sono nomi che segui. Sì. Se li segui, in teoria, pensi bene di queste persone. In teoria. Vediamo invece invece sempre così. Vediamo invece la lista che mi sono preparato io. Ma può essere anche che la lista che mi sono preparato io comunque è una lista facile e magari... può essere anche tutt'altro, speriamo. Vediamo. Cosa ne pensi di Vittoria Martinez? Vittoria Martinez, grande amica, sempre conosciuta tramite social perché ormai li conosco tutti così. Quando facciamo i social entrambi siamo sempre conosciuti, cioè mai l'ho conosciuti prima. Però sì, una ragazza molto simpatica, cioè fa ridere, una di quelle ragazze che non stanno sempre sulle sue che vogliono fare le perfettine. Lei è molto divertente, simpatica, ha la battuta pronta. Beh, sei un bel personaggio Vittoria, un bel personaggio.
personaggio. Siete ancora in contatto? Sì, tuttora. Ok, cosa ne pensi di Andrea Fratino? Andrea Patino è una luce, mio fratello. Lui l'ho conosciuto qua a Napoli, venne a Napoli e mi iscrisse e poi ci siamo visti con lui e Simone Crispo. Li ho visti entrambi e è un personaggio proprio. Poi ho detto quando sono napoletani, hanno quella attitudine napoletana, secondo me c'è quella simpatia che solo noi abbiamo. Sì, qualcosa comunque di inspiegabile. Sì, Siamo napoletani? È una cosa in più, napoletano. Punto. È una cosa in più. Sì. Cosa ne pensi di Greenbaud? Allora, Greenbaud non lo conosco, l'ho visto una volta a Milano all'Old Fashion, non lo so, alla fine porta un contenuto simile a testosterone, tra virgolette, i salottini eccetera, però di persona non lo conosco, quindi non mi permetto di dire cose, però mi farebbe piacere conoscerlo. È simpatico a pelle? A pelle sì, dai, sì. Ok, lo so, forse qua tocchiamo un tasto, ora vediamo. Cosa ne pensi di Shade? Shade, che ne pensi? Tu vabbè, tutti sappiamo quel video. Allora, io devo fare una piccola parentesi. Sì. Io l'ho giudicato, nel senso, in live ho fatto la battutina, chi lo conosce, eccetera. Ovviamente io sono fan di Shade, ero fan di Shade da sempre, da quando faceva già i freestyle con Fred De Palma, eccetera. Però, ovviamente, sai, quando ti fanno quella cosa con te ti chiamano, insomma, di qua, di là. Da fan ci rimani un po'... Male. Un pochino sì, però fa niente. Ho detto io la quindi ho detto io questa stupidaggine e ci sta che qualcuno ovviamente prenda le parti e mi venga contro, però che dobbiamo. E oggi diciamo pensi lo stesso di lui? Cioè qual è il tuo pensiero oggi su Shade? Allora io avrei voluto conoscerlo e se ne ho la possibilità ancora tuttora mi farebbe piacere, però anche se mi ha fatto quel video non fa niente, ci metto una pietra sopra, cioè ognuno fa ha il suo modo di fare il suo lavoro, diciamo, ha già fatto, è capitato. Ok. Allora, cosa ne pensi del Massero? Allora, qua non voglio alzare nessun polverone perché già ho commentato un post dove andavo contro di lui e tutti quanti mi hanno insultato. Allora, metto le mani avanti come Shade. Io sono un grande fan del Masseo, ma grande. Lo seguo dai tempi veramente, dagli inizi proprio che uscì su YouTube. Però ha fatto una parentesi nelle ultime sue interviste dove diceva del testosterone, parlava un pochino male del testosterone. Ok che il testosterone non avrà tutti questi pregi, però ovviamente dire che salottini, tipe, oppure fare le caricature a Pietro Storti, wow. Cioè io non vorrei dire che non è che lui fa tutto questo, non è che mostra tutta questa diversità, alla fine gioca, quindi non è che può permettersi di offendere i contenuti degli altri, questo volevo dire io in generale, però tutto sommato io lo seguo e sono un suo estimatore. Ok, cosa ne pensi di Damiano Erfaina? Damiano Erfaina è un grande, mi fa morire, mo soprattutto perché si è messo a fare ste gag con Enerix che veramente sta a calcio come un barattolo di passata di pomodoro, sta a calcio. Però ovviamente magari lo fanno per divertirsi, non lo so. Però adesso le ultime cose che stanno facendo, sto morendo con Balotelli, Enoch, mi fanno sbellicare da ridere. Ci sta, sono divertenti. Mamma mia. Cosa ne pensi di Blur? Blur per me è sua maestà proprio. Io sono proprio, se dovessi scegliere uno come mio preferito tra YouTube, Twitch eccetera, Blur, cioè io Blur lo metto, a parte che c'ha una fidelizzazione, una community che qualsiasi cosa fa tutti stanno con lui, chi gli va contro tutti gli prendono le parti, sta cosa mi piace troppo. Io sono un fan, un giorno vorrei conoscerlo, gli mando un bacione fortissimo anche se penso che vabbè, un bacione se gli arriva. Cosa ne pensi di Enzo Bambolino? Ed è un nome che metto in quanto comunque TikToker napoletano. Sì, non lo so, vabbè, se lo conoscono tutti. Comunque sì, è un bravo ragazzo. Forse non è il mio gusto, non è il mio gusto personale quello che porta. Perché sì, io che è capitato che sono stato coinvolto in gossip, eccetera. Però io non porto principalmente gossip, inciuci, queste cose qua. Non mi piace, però come persona è molto simpatico anche lui. Pure ovviamente ha tante critiche perché quando porti questo tipo di contenuto, però tutto sommato conoscendolo dal vivo è simpatico, molto simpatico. Cosa ne pensi di Patrizio Chianese? L'ho conosciuto a club Partenopeo a ballare, non lo conoscevo. E vabbè, un ragazzo molto umile. Molto umile per quello che fa e per quello che ha ottenuto. Veramente è come fosse mai successo nulla. Molto umile, bravissimo ragazzo. E poi io apprezzo i ragazzi che si mettono in gioco. Lui è andato in strada a vendere gli hot dog per guadagnare, ma con tutto quello che ha ben venga. Però all'inizio io apprezzo tantissimo queste cose. E
poi è come me, io pure, cioè qua comunque veniamo dal nulla, ci creiamo tutti da soli, è molto simile a me su questo. L'hai assaggiato l'hot dog? Non l'ho assaggiato lo dog, non È buonissimo, è buonissimo, sì, è buonissimo. Vabbè, adesso aprirà e quindi si va. Devo venire assolutamente, Pati. Allora, la chiudo con un nome. Io l'ho letto Ultimo un po' per in giro. importanza? No, ultimo non per importanza. Ok. L'ho letto un po' in giro. Pensavo che era botta finale. No. Vediamo. Può essere. Cosa ne pensi di Melanie Musillo? Perfetto, hai chiuso col botto. Mi aspettavo. E niente, Melanie è una ragazza che ho conosciuto tramite social, grazie a lei la del testosterone. Ci siamo anche visti. Una ragazza molto intelligente, ti dico la verità, di quelle che sono. Cioè, io dopo la mia ultima relazione sono stato con delle ragazze. Magari frequentazioni un mese, 2 mesi, oppure magari una settimana. E Melanie è l'unica che mi ha, sai, quando tu ci fai qualcosa, pure magari che è solo un bacio, però che te la ricordi ancora dopo. Come devo spiegare? A volte capita che ci stai con una situazione e poi dopo basta, non ne vuoi sapere più niente. Invece Melanie Ti ritorna in mente? mi ritorna in mente, non so perché io attualmente non voglio avere relazioni eccetera, perché sto bene da solo, voglio stare un po' per le mie, però penso ogni tanto, sta cosa non la capisco, dico la verità. E la scopriremo. La scopriremo piano piano, Solo vivendo. solo vivendo. Allora, abbiamo chiuso col botto, tu mi hai detto. A me ha fatto piacere comunque fare questa chiacchierata con te. Ci siamo conosciuti, è stato un bel modo per conoscerci. Esatto, spero che ai ragazzi possa piacere. Fatemi sapere qui sotto prossimo nome che vorreste per questo format. E niente, noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao Ciao ragazzi. Aiu.